Da parte mia, come da parte anche di Achille, se ci fosse da ragionare su fare un sistema fieristico che collabora anziché competere in maniera negativa, lo si fa. Un polo fieristico Verona-Vicenza, lo annunciano i due primi cittadini di Vicenza, Achille Variati e Verona, Fabio Tosi, ad X News. Penso che il 2015 sarà l'anno buono. Un patto per la fiera, quindi Verona-Vicenza, Tosi? Sì, direi condivido in toto. Le due città si stanno parlando, i tempi sono strettissimi e l'anno buono è proprio alle porte, il 2015. Non è che abbiamo tanto tempo, queste cose qui o si fanno oppure perdi il treno e via. Un treno che le due città non hanno intenzione di perdere, il tutto mentre infuria la guerra tra la fiera di Verona e Padova, entrambe con sindaco leghista. Verona scippa la città del Santo Bike Expo dopo averle già portato via quella della moto, in passato quella del mobile. Il sindaco di Padova si erge a paladino della padovanità e rilancia. È in fase di predisposizione anche una fiera dello sport a Padova, quindi oltre all'Expo Bike, l'Expo Horse, l'Expo che vorremmo dedicare anche al wine. Nessuno parla apertamente di guerra, conflitto tra le due città, le due fiere, il sindaco di Verona parla di gestioni diverse. Il problema di Padova è che in realtà a suo tempo, non da Massimo Bitonci, è stata venduta la fiera di Padova ai privati e quindi la governance è un'altra. Bitonci dal canto suo punta il dito su chi ha preferito migrare in un'altra città. Se poi qualcuno che ha lavorato per la fiera di Padova porta il know-how, vuole portare il know-how da altre parti e ci sono presidenti che ospitano queste iniziative. Se Padova punta il suo rilancio fieristico, Verona e Vicenza stringono alleanze e l'unione delle due fiere, pur mantenendo la propria autonomia, ne farebbe un polo in grado di competere con Milano con un valore sul mercato di ben 125 milioni di euro e capace di attrarre un mercato europeo. Si posizionerebbe quindi in un mercato europeo e sarebbe già nato il polo fieristico veneto, perché a quel punto Padova non può che venire lì.